Samuele Bersani, Coccodrilli, 11:37 minuti, giovedì 20 ottobre 2016. Alla regia saluto Giachi, alle telecamere saluto Marzia, saluto anche Alessia, saluto questo splendido bimbo che si chiama Nicolas, ecco, già me l'aveva detto in effetti Nicolas, e tutto questo per arrivare al maestro, quindi grande maestro. Sto parlando di Brigantoni, che è venuto finalmente a trovarci su Studio 90 Italia. Io sono contentissima, e come me tutti i nostri ascoltatori. Maestro, buongiorno. Io sono onorato perché mi piace le radio nostre, soprattutto oggi ci sono belle radio. Quando ho incominciato ancora io c'erano delle radio libere, mi ricordo prima uno l'aveva messo sopra il gas. Sopra il gas, pericolosissimo, maestro. Stava nascendo così. E quindi eravamo praticamente agli inizi. Quando ho cominciato ad ascoltare la radio era anche secondo me Brigantoni ha cominciato a cantare subito, perché secondo me è nato così Brigantoni, no? Cioè Sì, già quando è nato le radio hanno fatto tanto per me, più che altro perché si suonavano, erano tutti special, dalle 2 in poi Brigantone andava a ruba in tante radio. Stiamo parlando di Brigantoni, che tra l'altro, amici, magari molti non lo sanno, cioè lo sapranno sicuramente in Sicilia, però Brigantoni ha girato il mondo. Cioè Brigantoni è stato anche al Madison Square Garden, è stato veramente, cioè il posto più lontano dove è stato Brigantoni, qual è stato? Australia. Ecco, è stato anche in Australia, pensate, a proporre la propria musica, la musica della nostra terra anche, quindi grazie, questo è un ringraziamento da parte di tutti. 76 volte in America. Non è poco, ecco, non è poco per niente. E passa anche in Australia, non si va tutti i giorni. Poi Germania, Belgio, Svizzera, qua siamo di casa, magari Milano, Torino. Io farei una cosa, maestro, ascolterei subito un pezzettino di una canzone che mandiamo intanto mentre il maestro si prepara, perché ha portato anche la chitarra, quindi faremo qualcosa live. Ascolterei subito un pezzettino di un cult di Brigantoni, un cult di Brigantoni, che è Mi stuppa una Fanta. Cioè, chi non conosce Mi stuppa una Fanta? Ascoltiamo un po', dai, vai Giachi. Ti faccio fare una pizza speciale, mi raccomando, non farò solo Totò, mangiatela tutta e non mi fare male la comparsa. Attenzione, la pizzeria Salmali è raputa. Avvertiamo i signori clienti che abbiamo i funghi freschi dell'Africa. I funghi neri, uspetti da papà, da tumana voi, volete una pizza? Mi stuppa una Fanta, che bella, stiamo ridendo già prima di cominciare noi, maestro, quindi grazie per questi capolavori della risata e del divertimento. Come faremo senza Brigantoni in Sicilia? Secondo me non potremmo fare altro senza Brigantoni, perché il sorriso ce l'ha regalato e ce lo continua a regalare, quindi grazie davvero, maestro. Grazie a voi, giustamente, che avete bombato tanto tutte le radio libere. Parlo di tutte le radio libere. Quando sono uscite le mie canzoni hanno fatto tutti i pomeriggi, c'era Brigantone, non so da quanto radio.
Noi facciamo una cosa adesso, maestro, diamo il nostro numero 380 19 33 500 perché stanno arrivando anche dei messaggi vocali per lei. Per esempio, ce n'è uno che voglio far ascoltare subito. Ciao Paola, sono Gloria. Come al solito sono in ascolto di Studio 90 Italia. Allora, volevo dire a Brigantoni innanzitutto che è bravissimo, che lo seguo da tanto tempo. Ultimamente lo vidi a Mister Bianco e figurati che io ero di fronte a lui una sua serata, una delle sue tante serate, e lo applaudì così tanto che mi disse basta che si stanno sbattendo in mano. Quindi ringraziamo la nostra amica Gloria per questo messaggio, simpaticissima, ma lui è simpaticissimo, Brigantoni, insomma non poteva che essere una sua risposta questa, no? Ma sai, la gente, ho visto che il pubblico mi ama veramente, perché io ho avuto la fortuna di prendere i giovani, i papà, L'amano tutti. e i nonni, ora ci sono anche i nonni, proprio. Tutti amano Brigantoni, Tutti. Facciamo così, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco e Brigantoni ci farà un regalo, ci suonerà qualcosa dal vivo, ci farà ascoltare qualcosa dei suoi successi, una sorpresa, onestamente non lo so neanch'io, sarà una sorpresa per gli ascoltatori di Studio 90 Italia, ok maestro? Va bene, va bene. Torniamo tra poco. Annalisa, potrei abituarmi, vi ricordo che siamo anche in diretta Facebook, quindi potete guardare la nostra diretta anche attraverso Facebook, potete guardare tra pochissimo anche il nostro maestro Brigantoni, il nostro ospite di questa giornata bellissima, divertentissima, e ha portato il sole e il sorriso, Brigantoni. Buongiorno ancora. Buongiorno a voi. Siamo pronti, con la chitarra in mano, ha preso la chitarra Brigantoni e siamo... Questa è diventata una compagna di vita. Ecco, e come? Dopo Io, sai, la porta sempre con me. E sempre, Però, siamo in un sempre. hotel, magari ti metti a scrivere, a fare, a dire, sempre è stata una compagna proprio. Di vita davvero. E ha girato il mondo con Brigantoni. Però vedi, c'è sempre lo stemma di Catania qua, In questo momento abbiamo Io fatto... sempre da Catania parto. È vero. Ci sono delle canzoni che hanno contribuito a rendere Brigantoni super famoso. Tutti i bambini, gli adulti, i giovani cantano le canzoni di Brigantoni, ed è per questo che noi vorremmo fare un piccolo percorso con il maestro, cominciando da una delle prime canzoni cantate proprio da Brigantoni. La prima canzone qual è stata? La prima canzone è stata Amara così marita. Ecco, lo pensa ancora? Che io l'ho scritta allora per un personaggio che c'era, non so se Ciccio Pasticcio. E come? Questo personaggio era la prima canzone che scrivevo in siciliano. Lui mi sentiva cantare nelle piazze così, però non cantavo ancora il dialetto, altre cose facevo. E mi disse, senti, dice, sai, perché non mi scrivi una canzone mia? per Ciccio Pasticcio. Giustamente, sai, non avevo mai scritto una canzone siciliana, avevo già i miei 20 anni così, siciliana, e così cantare queste cose siciliane, perché si dovevo trovare, c'era una Sicilia più antica che ai giovani non ci interessava perché si stava rivoluzionando la musica. Oggi invece sono tutti super affezionati a Brigantoni, alla canzone Io sono sua, stato Sicilia. prediletto dalla gente, ho fortuna di girare il mondo, vado sempre all'estero e un altro Brigantoni adesso non l'hai visto. Non c'è, diciamo ne siamo fieri perché non c'è. L'ascoltiamo un pezzettino di questa canzone? Quante volte mi son detto, ma perché io ce la metto, su un pacco, io ci anficco e non ci va, e magari che c'è un cacco, più trasilla in tropacco, su si rumbi, faccia la partita fa. Ma però il mio cervello mi ha aperto uno spiraglio, e non rumbi una zucchina io ci metto, dopo tabaccaglio, dopo tabaccaglio, su si vecchio e c'hai i soldi, non da barovare mai, qualche uno che da ciuscia sempre là.
e magari c'hai skate. Ti aspetti una signora che ti lava e ti cucina un baccalà. Ma se soldi tu non hai, accominciano i malanni. Ma scusare sotterugno di un consiglio, attacchi di lanni. Grande Brigantoni, ma io ho saputo da Natale Sinatra, che salutiamo perché so che è stato anche compagno di viaggio, ci sono tantissimi musicisti che salutiamo che collaborano e hanno collaborato con Brigantoni, ma mi hanno raccontato che in questo viaggio in America a un certo punto eravate sull'aereo, c'era un po' di turbolenza e allora sapete cosa ha fatto Brigantoni? È andato direttamente nella cabina di pilotaggio e cosa ha detto? E ti disse, signor capitano, tutto a posto? Insomma, stiamo ballando, senza musica però. Disse Camaffari, ha detto al Era la prima volta che chiamavamo danno, ne togliamo delle facce. Ma proprio si passava un quarto o 20 minuti e io pareva, che stai, non ne stiamo. C'era una barca più che un aereo, E sembrava. che so, ai venti che passa, non so come. Dice, ma qua è sempre sta balla. Ecco. Lei lo sa, già, stiamo a posto, perché sa, per noi ci suoniamo, stiamo ballando senza niente. Bellissima, ce ne sono chissà quanti aneddoti potrebbe raccontare Brigantoni, ecco, secondo me sono infiniti, possiamo stare qui una settimana, anzi un mese, a raccontare aneddoti. No, la cosa bella è che poi stai a contatto con la gente di là, gente che mai tanti di loro, non dico che l'hanno persa dalla Sicilia, però ormai hanno i figli che crescono là, tutti sono là, che fa donna, non abbiamo trovato a casa, è difficile. No, difficile. E questo, dice, ora torniamo mai, che noi stiamo sempre qua, come una parola di tristezza, va, per dire, perché so che ci manca. E come? Allora, c'è un'altra canzone che in questo momento viene in mente a Brigantoni? Sentiamo live, siamo in diretta anche Facebook, video, quindi potete seguirci su studio90italia.it o su Facebook in diretta. Stasera non esco, mi sento più muscio, ti amo, ma sento più rossa, a frevinda l'ossa, ti amo. Ma biondo letto, ma cano puppetto, ti amo. E sotto lenzuolo si muove un cannolo, ti amo. Insomma, ecco, stavo cantando con Brigantoni, mi ero lanciata anch'io. Allora, ce n'è un'altra che a noi piace moltissimo, che invece è una canzone, direi, che ha girato il mondo e che veramente ha suonato in tutto il mondo, anche in inglese, che si chiama Darling, in inglese, ne parlavamo anche prima con Brigantoni, che noi chiamiamo Bedda. Ecco, poi io... E ne vorrei ascoltare un pezzettino perché i nostri ascoltatori stanno inviando anche messaggi, fai questa, fai quest'altra, quindi... Incomincia che si fa, solo tu mi facesti innamorare. Io non darito mai, che so che così belli e stiga di logni, tu mi facesti proprio innamorare. In versione inglese era invece Darling, I never said to you, yeah, with the Scottish side, yeah, with the love, yeah, you made me fall in love with all you. And we love
Brigantoni. Ci fermiamo un attimo, maestro, torniamo tra pochissimo perché ho ancora da chiederle qualcosa riguardo anche i suoi concerti, i suoi progetti, quindi torniamo tra pochissimo, c'è un'altra canzone italiana su Studio 90 Italia e tra poco ancora risate con Brigantoni. Io starei in diretta con Brigantoni per settimane, anzi per mesi, perché abbiamo bisogno di ridere e di sorridere e grazie a lui lo facciamo e noi siciliani siamo fieri di avere il maestro Brigantoni, diciamolo. Maestro, Diciamo ancora che- benvenuto. Capito che portare un sorriso era una cosa bella. A volte mi capita a me, anche vado, sai, in questi sono dei bambini handicappati, questo qua, tutto ci vado direttamente con la chitarra e una volta vedevo, sai, tutti quei bimbi che quasi non si potevano muovere a certe cose. Come io ho cominciato a strimpellare la chitarra, questi stavano magari pieni di te. Si divertono. Dice, mi ha detto chi era il preside della lei non sa, dice, come ha fatto felici questi ragazzi. L'ha fatti felici perché questi tutti i giorni cantano le sue canzoni. E ci sono delle canzoni bellissime che fanno sorridere anche questi ragazzini che hanno veramente bisogno, quindi meno male che esistono queste canzoni e che esiste lei, Brigantoni. Portare un sorriso penso che è una cosa bella, questo è stato per me, queste cose, perché io quando li scrivo soprattutto ci perdo il tempo, il primo, se è una cosa da ridere. L'ho detto prima fuori diretta, Brigantoni, maestro, ma lei che ha scritto tutte queste canzoni, 600, 500, quante sono? Tantissime, ma ricorda tutti i testi? Mi è arrivato un vuoto? No. Diciamo che si devono ripassare magari, perché non è che faccio tutti i repertori di 600 canzoni nella serata. Non finiremmo più praticamente. Noi proviamo, non so, 25 brani, quelli che sono magari i successi principali. Ma lei che fa ridere tutti, cosa fa ridere invece Brigantoni? No, a me a volte mi fa ridere, magari delle cose banali, semplici, uno vede. La quotidianità, anche la quotidianità stessa, no? La gente stessa a volte che viene da Brigantone. Io se era film mi maritavo con lei, mi pare. Ah sì, Un'altra vita, magari, chi lo sa. È arrivato un messaggio: Paola, buongiorno, sono con il cellulare, va bene, sono sicura, sono dal dentista, fammi il favore di farti dire il titolo della canzone dedicata a Catania e complimenti a Brigantoni da parte mia e di mio marito, baci, Angela da Valverde. Qual è questa canzone? Sono tante le canzoni del Catania che Brigantoni ha composto, ha realizzato, ha scritto. ma diciamo Catania, c'è Catania in Serie A. Un pezzettino di Catania, magari è un buon augurio. Poi c'è Catà che nau. Ecco. Ya sotte catanisi ci votavo. Catà che nau. E tutti i cucchi a ucca ci seccavo. Mi sa che i Cucchi in questo momento però stanno vincendo, perché dobbiamo, anzi, magari il messaggio di Brigantoni e la canzone di Brigantoni ci porterà un po' di fortuna, che dice? Ma certo, quando la squadra gioca in A, ora siamo un pochettino per camminati. Ma ce la faremo, sì. Penso che ce la faremo perché il pallone cammina con i soldi. Allora non lucure. È vero. Il brutto è questo, non c'è. Perché una volta quando c'erano tutti i successi, anche il Catania è arrivato anche il quarto, quinto posto in Serie A, cago veniva l'Inter, ce la stavano i pinni, perché c'era un pubblico, fa assai il pubblico, diventa. E come si fa? Certo. In casa, ce la stavano, l'Inter, il Milan, quando volte la stavano, la stanno in gol, se ne erano potute sorrisore. Io da ragazzino frequentavo il calcio, mi piaceva, no? E poi c'avevo tutti i miei zii nella B, loro erano addetti a vendere le Coca-Cola, le cose, perciò io già a luna ero allo stadio. Già subito, era già lì presto. E mi veniva che mezzi stesso io, perciò. Quindi un tifoso del Catania, ovviamente, il Brigantoni. Il cattapalle, tutto cosa che ho fatto là.
Se invece torniamo a parlare di musica e torniamo a parlare di canzoni che vengono in mente in questo momento al maestro Brigantoni, prima di concludere con la canzone, sono tutte le canzoni, però concludiamo con la canzone che ha realizzato anche in tedesco. Ecco, ora ne facciamo un'altra e poi concludiamo con quella. Cosa le viene in mente? Questa in tedesco? No, quella facciamo alla fine. L'abbiamo detto, il bello della diretta. E invece adesso ne facciamo un'altra che viene in mente a Brigantoni. Così non influenziamo e lo lasciamo libero. Turi, custaro, giocavo per sparo, piano, a vito, ci muzzicavo ito, Petro, a Gianni, ci resi due papagni, piano, a cola, e già ne scivo fuori. Pippo a Maria, ci appoggia sta rigria, Turi a Ninetta, c'era una svetta, Saro a Ciccina, già si canta carina, meno a Enza, e ce n'era una mezza. Io non ce la posso fare, ragazzi. Avere Brigantoni qui è un sogno. Grazie maestro. Allora siamo giunti purtroppo al termine, però prima vorrei ricordare che troverete Brigantoni giorno 2 novembre alla Sagra dell'Iris, quindi appuntamento da non perdere. Giorno 5 novembre al Caffè del Porto, quindi ci sarà sempre Brigantoni. E ladies and gentlemen, signore e signori, madame e monsieur, il 19 febbraio Brigantoni sarà a Milano per una serata all'insegna della sicilianità e non poteva mancare Brigantoni, ovviamente. Quindi ci salutiamo con l'ultimo brano e io voglio fare i cori a Brigantoni perché altrimenti stanotte non dormo. Con questa canzone che è uno dei simboli anche di Brigantoni, perché la cantano tutti, raga. Mi ha detto, parlando prima, e tra l'altro l'ho anche visto durante i concerti, che quando canta a su calora, cosa succede? Il delirio. Io canto e tutta la piazza canta. In tutte le lingue? Tutte le lingue. Compresa in tedesco? Come fa in tedesco? Schoppenfleisch. Schoppenfleisch e Schoppenfleisch. Però facciamola un po' in italiano e un po' in tedesco, così non ci facciamo mancare nulla. Azu, 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 azu calora. Azu, 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 azu calora. E sucamo, 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 casu calora la ricriamo. Tutti pare nella masucato, tutti pare nella mamuccato, nighi nighi na maricriato, e fino a oggi sta su con ancora. Ci fa un butto succhio rosso, ci lascia magari più fritto, su ci metti in dolati viscotta, quando tu succhi ti vieni più fitto. Azu, 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 azu calora. Azu, 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 azu calora. Tutti pare nella masucato, tutti pare nella mamuccato, nighi nighi non abbiamo affrontato, anzi spatti non abbiamo ricriato. Azu, 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 azu calora. Azu, 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 azu calora. E sucamo, 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 casu calora la ricriamo. La cantiamo in tedesco, maestro? In tedesco già cambia. Cosa succede in tedesco? Cambia il modo di essere. Il ritornello in tedesco. Alle abene dranke sau, alle abene dranke Socken, jo die Kinder groß und klein, von der Flasche ungemein. Meine Oma hat erzählt, auf dem Bett ihr Finne gefällt, von der Tante von der Schen, und der Schoppe und der Schen. E Schoppe, 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 Schoppenflasche. E Schoppe, 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 Schoppenflasche. Alle Abende tranke Saut, alle Abende tranke Socken, und die Kinder groß und klein, von der Flasche ungemein. Azu, 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 azu calora. Azu, 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 azu calora. E sucamo, sucamo, sucamo. Casu calora, na ricriamo. Grande Brigantoni,
faccio un applauso per tutti gli ascoltatori di Studio 90 Italia, grazie per essere stato con me questa mattina. Grazie Spero a voi. di rivederla presto, sicuramente rivedremo Brigantoni giorno 2 alla Sagra dell'Iris e giorno 5 al Caffè del Porto. Salutiamo i nostri amici in ascolto, un saluto lo faccia lei, maestro. Ma io auguro che tutti quanti amano la Sicilia, perché abbiamo una bella terra veramente. Soltanto la politica si deve aggiustare un pochettino Forse un pochettino sì, in effetti. Perché se noi qui eravamo indipendenti, ti immagini? Ti camminavano un cavolo, poi era magari un dazio. È vero. E ne passavamo meglio ancora. È Comunque, vero. Comunque noi ringraziamo Brigantoni per essere stati con noi. Rivedrete questa intervista presto su studio90italia.it, nel nostro canale anche Grazie. YouTube. E noi ci fermiamo, torniamo tra poco, ma salutiamo il maestro Brigantoni. Grazie e continui a farci ridere tanto, mi raccomando, perché so che ci sono dei progetti nell'aria che scopriremo anche attraverso la pagina di Brigantoni. Sì. Maestro Brigantoni lo trovate anche su Facebook. Grazie Alessia, salutiamo pure lei e salutiamo il maestro Brigantoni. grazie del vostro invito.